Ambra, queste immagini ci portano nei luoghi, nelle persone, quindi nelle esperienze di questi viaggi, di questi cammini, di questi attraversamenti. Buonasera a tutti e buonasera a te, carissima. Che Ciao piacere, caro, che piacere. quasi un piacere. Per me è un piacere altissimo, devo dire. Scherzo. Grazie. Buonasera a tutte e a Buonasera. tutti, benvenute e benvenuti. Quarta edizione di Noi Sì. Camminiamo in Sardegna ed è un'edizione specialissima. Speciale sì, perché quest'anno la Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito questi cammini, questa importante occasione collettiva, individuale, di relazioni, ha voluto quest'anno insomma raccontare i cammini al termine di queste lunghe esperienze con una narrazione personale dei partecipanti, ma anche con una preziosità, quella del canto della nostra terra e dei nostri luoghi. Sì, sarà un viaggio tra il racconto di voi protagoniste e protagonisti per scoprire meglio la nostra terra, ma sarà anche un modo per noi di raccontarvi questa isola al di fuori degli stereotipi che noi non amiamo. Sì. Amiamo un'identità che progredisce giorno per giorno, niente fatti da museo, ma una contemporaneità che il turismo e anche lo sviluppo locale, che questi cammini possono aiutare a far sì che siano sempre più ricchi, ci mostreranno. Assolutamente sì, sarà bello anche ascoltare le esperienze personali, perché il cammino racchiude tante anime, tante occasioni, tante opportunità di conoscenza, ma anche per conoscere se stessi. È bello trascorrere e attraversare nella convivialità, ma anche con quel silenzio che ti permette di, come dire, di ritrovarsi in questi luoghi suggestivi, in questi monumenti sacri, in questi percorsi che stasera attraverseremo. Però prima di iniziare, quindi abbiamo già detto insomma, della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito questo appuntamento con la collaborazione importante di tutti quei luoghi, di tutti quei comuni che sono destinazioni, che sono cammini, ma anche quei luoghi che sono attraversati semplicemente. Quindi una grande partecipazione di tutti quegli enti locali coordinati con la Regione, che poi alla fine offrono questa esperienza turistica, ma non solo, anche molto profonda. E anche essere qui a Pula quest'anno ha un significato speciale, lasciatemelo dire anche per me e per Ottavio, anzitutto per lui che da decenni segue il cammino di Sant'Efisio, per me da qualche anno in meno, ma comunque da tanti anni, quindi essere a Pula ha un significato speciale per noi sarde e per noi sardi, perché qui arriva il santo dei santi di tutti e tutte noi, quindi con il sindaco di Pula credo che sia bello dare questo primo saluto. Chiamiamo immediatamente Walter Cabasino, sindaco della città di Pula, e lui ci porterà non soltanto il suo saluto, ma credo anche ci possa raccontare delle tante esperienze che si vivono a Pula. Questa di oggi è una giornata particolarmente importante e coinvolgente, Walter, però devo dire che Pula per tutto l'anno è particolarmente attiva nel cammino e non solo. Allora, anzitutto buonasera a tutti. Come diceva Ottavio, Pula è attiva tutto l'anno, sia per quanto, anche per il cammino di Sant'Efisio, perché comunque il cammino di Sant'Efisio è un cammino non del 1-2 maggio, che poi si estende al 3 al 4 maggio, ma è un cammino che dura tutto l'anno, perché i preparativi durano tutto l'anno. Un saluto a tutti, anzitutto un saluto all'assessore, che ringrazio per la sua presenza e per aver creduto nei cammini lenti. Io ritengo che questa sia una grande opportunità per la Sardegna e per tutte le nostre cittadine. Ringrazio i sindaci presenti e i rappresentanti delle comunità degli altri cammini, naturalmente un ringraziamento alla stampa e a chi si occupa di comunicazione, perché comunque ci hanno dato la possibilità di aprire una finestra dove i nostri territori verranno visti nel mondo. Oggi ho visto queste bellissime, complimenti per queste bellissime immagini, vi ringrazio perché sono veramente belle. Un ringraziamento anche al sindaco naturalmente di Galtelli e alla sindaca di Dorgali, che mi hanno passato il testimone. Per noi è un onore e naturalmente lo consideriamo un privilegio ospitarvi, e quindi speriamo di essere al passo e di darvi tutto ciò che voi desiderate.
Grazie infinite, carissimo Sindaco, grazie davvero. E noi insomma ci apprestiamo a attraversare questa nostra serata. Grazie infinite. Ambra, Bene. ho detto, Cosa iniziamo... ne dici se partiamo da Sugavo e Susu? Assolutamente Sei sì. d'accordo? Assolutamente sì. Dal capo di sopra abbiamo ospiti per il Cammino di Sant'Uiacu Giuseppe Matarazzo, per la Via dei Santuari Paola Piacentini, per la destinazione Borutta Stefano Giussani e per la destinazione Luogo Santo Federica Miceli. Allora, iniziamo da Giuseppe. Bene, tu mi hai raccontato tante cose al telefono, ma qua dobbiamo essere brevi, però intensi. E mi pare che iniziare con te chiedendoti quanto sia cresciuto questo format nel panorama italiano sia importante, perché era anche una riflessione di Miriam Giovanzana il giorno della conferenza stampa, che ha sottolineato quanto la Sardegna sia d'esempio per gli altri cammini in Italia. Sì, assolutamente. Intanto grazie Ambra, grazie alla Regione Sardegna, visto che apro le danze, inizio con i ringraziamenti, perché di fatto da tanti anni, o quasi dall'edizione zero, numero zero, che cammino in Sardegna, mangio in Sardegna, cresco in Sardegna e faccio di tutto in Sardegna, quindi da siciliano è veramente un onore essere ospite sempre della Regione Sardegna e anche essere qui a Pula, che fra l'altro abbiamo raccontato ad Avvenire proprio qualche giorno fa con una bella pagina con Nora. Voglio dire che è sicuramente un modello innovativo, un format unico, quello di Noi Camminiamo in Sardegna, che ha aperto la strada a una nuova narrazione della regione, un'altra Sardegna che si può muovere su un passo lento, diverso da quello che è l'immagine da cartolina o gli stereotipi classici che citavi anche tu all'inizio. Ecco, voi da Nughedu Santa Vittoria ai Tireddu, nel solco dei grandi cammini giacobei spagnoli, il cammino di Sant'Uiacu è molto noto anche qua nell'isola, e tu hai sentito anche un po' l'esigenza di sottolineare un qualcosa a cui noi siamo molto legati, e cioè quanto ritornare al passato in questo viaggio che avete fatto significhi costruire il futuro. Assolutamente, c'è stato un episodio in questo cammino che appunto idealmente unisce Santiago de Compostela alla Terra Santa e che unisce il nord e il sud della Sardegna, quasi dividendola in due ma attraversandola nord-sud. È come vivere varie stratificazioni che esistono in questa terra straordinaria che ha delle risorse inimmaginabili. C'è stato un momento quando ci siamo ritrovati con gli amici camminatori, team straordinario, numero uno, grandissimi, che ci siamo ritrovati. Possiamo farlo un applauso, perché per voi... Ci siamo ritrovati sul nuraghe di Sant'Antine e c'era il sindaco di Tireddu, Franco Campus, sindaco archeologo, che spiegandoci, addentrandoci sul nuraghe, ha detto quanto fosse importante l'idea del nuraghe, ma del costruire futuro. Era l'idea di una comunità che insieme, mattone dopo mattone, aveva un'idea di futuro e costruiva un futuro che doveva durare per sempre, per i figli dei figli dei figli. Mi sento di dire un nuraghe per sempre, ancora oggi la Sardegna è un simbolo della Sardegna. Penso che la Sardegna debba fare tesoro del proprio passato per costruire un futuro che, guardando al passato, appunto possa dare slancio alle nuove generazioni. Un'immagine, poi non so se già posso chiudere, sì, se il mio giro è 10 finito. secondi. 10 secondi. L'altro passaggio è stato Villa Piersi, dove millenni dopo c'è stata invece la capacità attrattiva della Sardegna di portare un personaggio straordinario, e vi invito tutti a conoscerlo, di andare a visitare la villa, che poi si è innamorato della Sardegna, è rimasto, ha costruito infrastrutture e dato un'idea di futuro. Tutto il resto del viaggio l'abbiamo fatto in altri luoghi meravigliosi, per concludere poi tra il monastero di Borutta e San Giacomo, la chiesa di San Giacomo, dove poi ci siamo salutati per venire qua a Pula, dove il passato insegna tanto. Grazie Giuseppe, ti leggeremo su Avvenire. Scrivi Avvenire. bene di noi. Scrivo sempre bene, appunto abbiamo già ritrovato.
Bene, dal cammino di Sant'Uiacu alla via dei Santuari, da San Paolo di Monte al Luogo Santo, 400 chilometri, 20 novenari. Paola, giornalista di LifeGate, tu mi hai dato 2 input molto molto belli. Il primo, il grande potenziale di questo percorso che tu hai condiviso al 100% con le altre camminatrici e camminatori. Tirando fuori cosa? Qual è il fuoco, il fulcro? Sicuramente il potenziale del turismo attivo che trasforma ovviamente i camminatori, le camminatrici, chi sceglie di viversi delle esperienze attive in natura, di connettersi con se stessi, con le persone con cui decidiamo di percorrere, trascorrere del tempo e il viaggio. E in particolare noi abbiamo percorso l'ultimo tratto, una piccola parte dell'ultimo tratto. Dopo la Barbagia viscerale noi abbiamo affrontato la luminosa Gallura, quindi ci siamo mosse fra le creste granitiche, le sughiere, i siti nuragici e prelunagici, i dolmen, luoghi incantevoli. E in particolare abbiamo osservato questi 20 chilometri che ci hanno condotti e condotte da Monti a Nuchis, 20 chilometri di un percorso, un sentiero che ancora non rientra nella RES, cioè nella rete escursionistica della Sardegna, ma che è già pronto di fatto per essere trasformato in una ciclovia, in un cammino, in un percorso ideale per chi per esempio fa escursioni a cavallo, quindi è già pronto per entrare in una grande rete e essere messo in connessione per esempio col Sentiero Italia e altri grandi cammini che questa terra offre. Quindi questa ciclovia è recuperata su un'ex ferrovia. Grazie a un'amministrazione illuminata sono stati fatti questi lavori, bene valorizzarli, ed è stato anche bello camminare, perché magari non tutte le persone del pubblico sanno che i gruppi dei camminatori erano costituiti da operatori, quindi giornalisti, blogger, content creator, ma c'erano anche persone della regione e rappresentanti delle amministrazioni locali, quindi camminare insieme, testare i bisogni da vicino di questi cammini, le potenzialità, raccontare alle comunità, alle persone che ci ospitavano nelle strutture alberghiere il potenziale del turismo attivo è stato importante per noi e per le comunità incontrate. E allora 10 secondi per chiudere, perché la grande spiritualità è la spiritualità tra l'equilibrio tra il dare e il ricevere. Cosa diamo e cosa prendiamo dalla nostra terra? Sicuramente l'emblema della resistenza sono le sughere. Abbiamo proprio visto, tra l'altro ci è venuto naturale a un certo punto intorno a una chiesa campestre raccoglierci in un momento di meditazione, tutte e tutti insieme ci siamo messi in silenzio e abbiamo ascoltato quello che è un po' il canto delle sughere. È stato un momento potentissimo e abbiamo rivissuto le stesse emozioni anche di fronte alla tomba dei giganti a Calangianus. Questo è solo per dirvi come in questi tempi bui la connessione con noi stessi, l'ascolto della natura sono fondamentali per andare anche a ricucire delle ferite di fronte alle quali non ci possiamo spostare, dobbiamo stare lì, guardarle, salvarle, e in questi giorni tutto il gruppo era intento a vedere cosa accadeva in Palestina, la Sumud Flottiglia, e ci siamo sentiti un po' tutti e tutte parte della flotta di terra che in un cammino come la Via dei Santuari non può che augurarsi la pace, e quindi solidali con chi vive il genocidio, con chi è afflitto dalla guerra. Grazie Paola. Paola non poteva trovare una chiusura migliore per raccontarci queste sue emozioni. I cammini e le destinazioni, entreremo anche nel dettaglio per capire un po' anche le differenze, perché i cammini sono contraddistinti da quei luoghi dove c'è una straordinaria devozione popolare, c'è un riferimento ai santi, ai beati, ma anche ai monumenti sacri, quindi grande suggestione in tutti questi 8 cammini. Partiamo con Stefano Giussani, che è giornalista e documentarista, quindi ha avuto occasione di guardare con attenzione il mondo anche attraverso la cinepresa, collabora con Repubblica, Corriere della Sera. Mi voglio rifare, Stefano, proprio alle tue riflessioni, partendo proprio dal fatto che per affrontare una vacanza di questo tipo bisogna cambiare proprio il paradigma, il concetto della vacanza. Quindi non è che si vada a vedere un posto quando si va in un cammino o in una destinazione di questo tipo, ma si va
a sentire, a scrutare, a condividere, a, come dire, a assimilare un po' tutte quelle occasioni che ti danno poi, ti rafforzano la tua esperienza personale. Sì, è una riflessione che mi è venuta in base alle esperienze che abbiamo fatto a Borutta e dintorni. Eravamo ospiti dell'abbazia con padre Luigi, che ci ha aperto le porte, e abbiamo avuto modo di aprirci. Noi quando andiamo in vacanza, pensateci tutti, fate una riflessione su quante volte alla vigilia di un viaggio o parlandone come gli amici avete detto vado a vedere, collegando alla vista. Noi siamo andati a sentire, intendiamoci, abbiamo anche visto, però fondamentalmente abbiamo sentito. Quando Gisella ci ha accompagnato, voi immaginate, conoscete Borutta, l'abbazia sulla cima della collina, però sotto le cavità carsiche sono delle enormi tane di pipistrello. Gisella ci ha fatto spegnere completamente le torce frontali e noi sentivamo i colpi d'ala di battiti dei pipistrelli, il loro squittire. Non spaventatevi, perché non è un'immagine orrenda. Quando siete dentro è come se loro ci avessero aperto il loro mondo. Cancello, andiamo a un'altra immagine. Siamo all'interno del nuraghe, ci siamo arrivati a piedi con una camminata di una decina di chilometri, piacevolissima tra i campi. L'archeologo fa la sua spiegazione, ma a un certo punto gli chiedo: ma a lei, professore, cos'è che vorrebbe chiedere se si trovasse davanti qualcuno della civiltà nuragica? Ha toccato una pietra, quindi ha sentito la pietra con le mani, ci ha messo nelle condizioni di farci una domanda potentissima. Io vorrei sentire quello che c'era qua, vorrei sentire le voci, i canti, perfino i bambini, un'immagine potentissima. L'ultima immagine ce l'ha data poi invece padre Luigi quando ci ha portato in pineta a fianco all'abbazia, facendoci sentire come il vento accarezzava quella sommità di quella collina. La riflessione che mi viene, il che cosa portiamo via, è un qualche cosa di strepitoso, qualche cosa che, passando gli esempi di buona politica, proprio in Borutta va tenuto presente, perché uno dei primissimi comuni d'Italia ad avere la prima sindaca donna, Ninetta Bartoli, tra l'altro per 12 anni è stata sindaco questa donna, e andando a leggere la sua biografia capisci come abbia ribaltato la sua visione e la sua amministrazione. E in questo vorrei davvero chiudere con una riflessione di pagine che chiedo a un'altra donna, un'altra sarda, l'unica donna insignita del premio Nobel in Italia, Grazia Deledda. Leggo 5 righe dal suo Le canne danzanti. La luna saliva davanti a lui e le voci della sera avvertivano l'uomo che la sua giornata era finita. Il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d'uccello, era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume, ma era soprattutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa. Sì, la giornata dell'uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate e degli spiriti erranti. Grazie a Deledda. Grazie Stefano. Allora Stefano, grazie infinite per questa tua testimonianza. E poi bello perché ci hai riportato sia al valore, insomma, di questo luogo sacro della chiesa, del monastero di San Pietro di Sorres, e poi hai anche toccato l'argomento della nostra, da quale noi teniamo molto, la civiltà millenaria, nuragica, queste pietre che possono, come dire, dare occasione di nuove riflessioni. L'anno scorso hai fatto il cammino di Sant'Antioco, quindi quest'anno Borutta, l'anno prossimo hai già deciso? Sarà molto prima, perché torno in Sardegna spero presto e volentieri, per provare uno di questi cammini di cui mi hanno parlato oggi. Però devo dire che è molto facile, anche per i collegamenti sempre più frequenti, arrivare qui e godere dell'ospitalità straordinaria. Poi, come la mia
il mio giro vita denuncia brutalmente, apprezzo la Sardegna da ogni punto di vista, anche quello della tavola. Non parliamo di questi Non temi, sei per l'unico, favore, non sei è l'unico. assolutamente vietato. Federica Miceli, content creator, viaggiatrice, no? Quindi ideale, insomma, incontrarti nei cammini, avere voglia di fare questo tipo di esperienza in questa destinazione. Luogo Santo, già il nome anticipa, È insomma, emblematico, sì. l'importanza del luogo, la Porta Santa, quindi un grande punto di riferimento. Ma visto che un tema, tu ti occupi appunto di questi temi dei luoghi, della promozione anche dei luoghi, anche dal punto di vista turistico, il racconto della Sardegna è interessante attraverso queste destinazioni o cammini per offrire una opportunità che sembra banale, ma quella della stagionalizzazione, non offrire soltanto le coste meravigliose che abbiamo, ma anche momenti di grande interesse e riflessione come questi, no? Assolutamente sì, c'è stata una frase che ha accompagnato i nostri giorni di camminate, giri in e-bike e vari incontri che hanno caratterizzato appunto questa esperienza, ed è stato: in Sardegna c'è tutto tranne che il mare, perché noi abbiamo sperimentato effettivamente di tutto, e non è soltanto una questione di destagionalizzazione, ma anche di prospettive e punti di vista diversi. La Sardegna, e io ho avuto modo di apprezzarlo grazie alle straordinarie persone che ci hanno accompagnato, guide, membri dell'amministrazione, tutto il territorio è stato partecipe di questo evento, e questo credo sia stata una delle cose più belle. Tutti avevano voglia di raccontarci la loro Sardegna, la loro Gallura, la loro visione di Luogo Santo che appunto è un nome emblematico perché è il centro focale dei pellegrinaggi, quindi di un turismo religioso che ha radici nel 1200, quindi veramente molto, molto antiche. È soltanto l'idea di attraversare gli stessi percorsi, camminare sugli stessi sentieri che tante persone per millenni hanno attraversato come te, dove hanno lasciato speranze, sogni, preghiere, tutto il loro cuore in un certo senso, trasmette un'energia che dà poi al luogo tutta una veste completamente diversa, una veste che persone che come me, ma come tante persone in realtà, si stanno sempre più rivolgendo a un turismo che non è mordi e fuggi, che non è da cartolina o, come abbiamo già detto, piuttosto che da copertina glitterata, ma è un turismo profondo che non si espande orizzontalmente ma in profondità, vuole scendere nell'essenza delle cose. Apprezzano tantissimo questo tipo di esperienze. Bene, e tra l'altro, come hai detto tu, attraversando questi luoghi si fa propria una sorta di memoria collettiva di luoghi e di persone che prima di noi hanno attraversato e hanno riflettuto, hanno pregato, sono state insieme. E la cosa Grazie. più bella è, dico quest'ultima cosa, la volontà, la voglia, l'energia, il fuoco dei giovani che vogliono mantenere salde le loro radici, che vogliono custodirle, studiarle, tramandarle, perché, come dicevamo con Caterina, che è una studiosa della lingua gallurese, senza radici salde non possiamo volare in alto, non ci possiamo espandere verso l'alto. Siamo molto orgogliosi di tutto questo, e quindi grazie. Grazie. Infinite. Che belle queste prime testimonianze, devo Vi dire. accompagno fuori. Non so Ambra, se torno perché devo fare qualche altra No, ventina ma di perché? domande. Ma no, Se ma non torno non preoccuparti, No, vabbè, Ottavio. io nel frattempo ti aspetto, ma nel frattempo vorrei portarvi, come in realtà avevo già anticipato, prepariamo pure il set, perché noi, come avete visto, insomma, col Cammino di Sant'Uiacu, la Via dei Santuari, la destinazione di Boruta, di Luogo Santo, siamo nell'area settentrionale della nostra isola. In quei luoghi c'è una grande tradizione che dalla seconda metà dell'Ottocento, da canto collettivo della comunità, ha assunto anche questo ruolo, come dire, sopra un palcoscenico, per offrire anche all'ascoltatore una preziosità dei nostri patrimoni di canto, quello che noi chiamiamo semplicemente su canto a chitarra, quindi canto a chitarra, ma che col tempo ha assunto anche una nuova fisionomia sonora, cioè aggiungendo la fisarmonica all'accompagnamento di questa esperienza di canto. E nel canto sardo, questo per coloro che, insomma, per i giornalisti, per coloro che sono nostri ospiti, è interessante perché la performance è una sorta di gara del tutto accademica, dove però i cantadores in genere si sfidano, insomma, a colpi di giri, corone, melismi, fioriture, lunghezze di chiusure
letture, insomma tante strategie nell'utilizzo della propria voce e del proprio canto. Noi invece ne ascolteremo un passaggio con un momento che è un terzo canto della gara, sono i muttos che dal punto di vista poetico sono slegati, ma dal punto di vista invece del racconto musicale sono perfettamente legati l'uno con l'altro. Quindi il mutto, i muttetti, una sorta di racconto in musica con la chitarra di Alessandro Carta e la fisarmonica di Claudio De Sena, una delle voci più rappresentative del nostro panorama che ci porta nel Muttos ed è Emanuele Bazzoni. Grazie. E questa è davvero
Una perla del nostro canto a chitarra con 3 perle che lo interpretano da tanti anni al meglio. Grazie davvero. Grazie Grazie. Emanuele Bazzoni, grazie Alessandro Carta, grazie a Claudio De Sena. Allora, giusto Bene. il tempo di sparecchiare, Però insomma, il se sei palcoscenico. Vieni. d'accordo, cosa dici di Come chiamare... potrei non essere d'accordo con te? Ma A è parte una che- formalità chiederlo. Come potrei? Anche perché voi uomini dovete sempre essere d'accordo. Assolutamente, Non con ci te in sono- particolare. Come in par- Con Ma te in adesso non particolare. dipingermi male, Ottavio. No, però... Però secondo me sei d'accordo se chiamiamo sul palco l'assessore Franco Cucureddu, assessore Assolutamente regionale sì. al turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna. Buonasera, Assessore. Buonasera Ambra. Buonasera. Insomma, non mi fate fare una prova con ora perché dopo Bazzoni sono No, un non po' vogliamo metterla problematico. non vogliamo metterla in difficoltà, ma se lei vuole noi 2 minuti per... Volevo dire ai tanti ospiti che ci onorano della loro presenza stasera e che hanno camminato in questi giorni, che arrivano da altre regioni. Quest'anno poi sono numerosissimi, siamo oltre 600 credo, che hanno partecipato ai nostri 8 cammini e nelle 8 destinazioni di pellegrinaggio. Forse molti non sanno che la palestra delle gare poetiche, degli improvvisatori, del canto a chitarra, ha portato ad avere tra coloro che hanno iniziato con questo tipo di musiche, arrivare all'apice del canto lirico. Abbiamo un Porto Torrese come Bazzoni, che è Francesco De Muro, che oggi è uno dei più apprezzati tenori, pur essendo arrivato tardi, diciamo, alla musica colta, è uno dei tenori più apprezzati e oggi viene chiamato lui e non Bocelli, come è stato chiamato invece dalla ministra Santanchè da poco per aprire la WTTC in una emozionante inno di Mameli, però nei più grandi teatri del mondo ormai De Muro si fa valere come uno dei più grandi tenori a livello mondiale. Assessore, se tanto mi dà tanto, avendo come lei un grande assessore, la faremo ministro. No, ma il ministro Può essere, glielo possiamo augurare, no? Va benissimo il ministro che abbiamo ora, tra l'altro nei nostri, in futuro. nostri confronti è anche insomma, molto disponibile. Devo dire che anche questo evento gode del patrocinio del Ministero del Turismo, che ringraziamo, e ci onora il fatto che tra i camminatori in questa edizione ci sia il direttore generale dell'assessorato del turismo della Regione Lazio, colui che ha organizzato insomma, il giubileo quest'anno, e quindi insomma, tutte le destinazioni, tutti i cammini portano a Roma. Insomma, noi ci auguriamo che, avendone conosciuto qualcuno, magari possa immaginare di inserirci anche in quei cammini così importanti. Ecco, Assessore, quando è nato questo progetto nel 2022, c'era tra i tanti obiettivi, c'era quello di costruire un nuovo turismo, ma di allungare anche la stagione che portava turisti, turiste, che faceva vivere la Sardegna oltre quella che conosciamo. E questo obiettivo mi sembra che si stia arricchendo anno per anno. Allora, questo è un obiettivo di tutti, e credo di tutte le regioni. Nel 2022 io non ricoprivo questo ruolo, ma credo che gli obiettivi fossero proprio quelli. Sicuramente oggi sono questi. Eventi come Noi camminiamo in Sardegna, che lo si deve a un impegno corale di tutto l'assessorato. In questi giorni l'assessorato non c'era quasi nessuno in ufficio, camminavano tutti, accompagnavano tutti i nostri graditissimi ospiti. Ma per noi è un test questo, è un test davvero importante, perché ci serve con l'occhio clinico dei camminatori, dei giornalisti, di coloro che stanno raccontando le esperienze, capire se e in che termini, in che misura, in che periodi dell'anno può diventare un attrattore turistico. Diciamo che siamo ancora in una fase di sperimentazione, la Regione investe tanto, stiamo investendo anche risorse statali che ci arrivano dal Fondo Nazionale del Turismo, e quindi insomma noi ci crediamo, mi pare che ci credano anche tanti. Il format si sta un po' evolvendo. Lo scorso anno si era concluso con una sorta di convegno, quest'anno invece con una bella serata in piazza con 2 ottimi conduttori, che dà anche uno spaccato della Sardegna, insomma delle nostre tradizioni. Mi pare che il formato funzioni. Molti negli anni scorsi criticavano il fatto che si camminasse oltre che per percorrere, insomma, cercare
ciascuno i propri valori spirituali, insomma, paesaggistici, vedere nuovi paesaggi, si fosse un po' frainteso e si camminava, era diventato un po' noi mangiamo in Sardegna. Quest'anno le calorie sono un po' calate, mi dicevano che abbiamo seguito un menù più francescano e quindi insomma probabilmente questi cammini sono serviti anche a perdere qualche etto che non fa mai male di questi tempi. Bene, allora. Volevo però, se mi consentite, ringraziare colui che si impegna tutto l'anno all'interno dell'assessorato, che è il dottor Renato Tommasi, la Camera di Commercio che Grazie, sì. applauso meritatissimo, e naturalmente tutti i dipendenti, i funzionari, i dirigenti, il direttore generale che sono qui presenti, l'ufficio di gabinetto che ha collaborato e ha partecipato e ha camminato anch'esso, e la Camera di Commercio che ci ha supportato come ci supporta in tante di queste occasioni. Grazie. Grazie a voi. Grazie infinite, Assessore. Grazie davvero. Grazie Assessore. E adesso ci dedichiamo al secondo panel. Assolutamente sì, direi che dobbiamo anche andare veloci a raccontare il secondo Tanto io panel. e te non parliamo. Ecco, appunto, come per avrete questo, capito quindi- io e Ottavio abbiamo qualche problema con l'eloquio e Per quindi cui andiamo più scusateci. veloci perché altrimenti non riusciamo a Allora, raccontare per tutte le il cammino esperienze. 100 Torri, un bel applauso per Sara Canali, giornalista di Men's Health. Per il cammino dei Beati dalla Prego, spiaggia di Sara. Orosei al Supramonte di Orgosolo, Lorenzo Franculli, giornalista della Gazzetta.it. Buonasera Lorenzo. Per la destinazione Galtellì, Giulia Meta, content creator. E per la destinazione Dorgali, Monica Nanetti, camminatrice esperta ma anche autrice di Terre di Mezzo. E per la destinazione Orgosolo, Giovanna Pittalis, giornalista dell'Unione Sarda e non solo. Bene, andiamo subito. Vieni Giovanna, ti cedo la mia poltrona Andiamo con molto subito piacere. al dunque. Ottavio, Vai. rimani in piedi, così Assolutamente sembri più sì. alto. Così più- ti cronometro. Così vediamo. Allora, Sara, andiamo subito al centro di questo tuo cammino. Da Calagonone a Budoni, questo cammino compie un po' il periplo della Sardegna, 1284 chilometri che non avete chiaramente percorso Quasi, tutti, però quasi, ne avete quasi. fatti quasi. Unisce i 100 baluardi difensivi eretti proprio ai tempi della dominazione spagnola, ma tu hai definito questo cammino un cammino a ritmo di respiro. Perché? Allora, innanzitutto ho chiesto ai miei compagni di viaggio, mi sento di rappresentare un po' il gruppo Certo. con cui ho camminato, ed è la parola che subito ci è venuta è quello del respiro. Respiro perché? Perché abbiamo il cammino delle 100 Torri è principalmente un cammino costiero, quindi un cammino che attraversa spiagge, che si affaccia sul mare, e vedere le spiagge sarde non imballate di gente, ma che riescono a respirare, ci ha proprio dato un sorriso al cuore, nel senso era bellissimo vedere queste distese che riuscivano a respirare. Poi respirare perché abbiamo avuto la fortuna di camminare insieme a un gruppo di yoga trekking che in alcuni momenti ci hanno anche aiutato a respirare noi. Abbiamo fatto dei momenti di respirazione, di meditazione, quindi riprendo anche un po' quello che ha raccontato prima Paola, e sono stati dei momenti molto intensi e molto veri in cui abbiamo voluto tornare a mettere sul respiro il focus. E infine il respiro perché il mare il vento ha soffiato a 50 km/h, soprattutto nella seconda tappa, e quindi ci siamo presi dei respiri di mare proprio a pieni polmoni, e respiri di iodio a pieni polmoni. E poi perché il mare respirava fortissimo, aveva queste onde gigantesche, quindi è stato un momento di respiro, soprattutto, e riprendo ancora Paola che mi ha preceduto, in un momento in cui stiamo vivendo in apnea, in cui il mondo sta vivendo in apnea, in cui tutto è incerto di quello che succede. Tornare a respirare, poter ridare un respiro di libertà sul Mediterraneo, che è un mare che dovrebbe unire e non dividere, per noi è stato bellissimo e fondamentale, e che porti libertà dove serve, a tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dal fiume al mare, sempre. Grazie. Lorenzo, questo tuo cammino, che oltretutto quest'anno, ce lo raccontava Marzia Gallus, è diventato più accessibile anche a un pubblico più vasto, con meno dislivelli, è diventato anche accessibile a chi ama la mountain bike, quindi è interessante il cammino dei Beati che avete vissuto insieme, in particolare da Orosei al Supramonte. Ma ti volevo chiedere, questo cammino, mi hai detto, innanzitutto unisce
tutto, storia e mare. Sì, unisce tutto, storia e mare, però permettimi, io vorrei dire una cosa a cui tengo. Te lo permetto. Ok, io sono solito raccontare le gesta sportive, quindi esalto la performance sportiva, vince chi fa un punto in più, chi segna un gol in più. I camminatori sono diversi, tra i camminatori non c'è competizione. O meglio, vince chi si connette con la natura o con il contesto anche spirituale, religioso, in modo migliore. Quindi questa è una riflessione che facevo mentre camminavo con un gruppo meraviglioso, che ringrazio, e pensavo, i camminatori vincono tutti perché non serve fare un punto in più, non serve chissà che, cioè fare una prestazione di chissà quale tipo. I camminatori vincono tutti grazie anche alla bellezza dell'ambiente circostante, insomma. E la bellezza della Sardegna, almeno nel cammino dei Beati, è talmente sfacciata che siamo solo dei vincitori, ecco. Ecco, oltretutto tu l'anno scorso hai fatto anche il cammino di Santa Barbara, quindi già avevi un'esperienza di questo noi camminiamo in Sardegna e di questo stare. Esatto, è leggermente diverso. Il cammino di Santa Barbara, che mi è piaciuto tantissimo anche l'anno scorso, era centrato sulla forza delle miniere, anche la sofferenza che procurava il lavoro nelle miniere. Il cammino dei Beati è qualcosa che ti avvicina di più a una parte anche spirituale ed è un valore aggiunto. Ecco, hai visto, Ottavio, prima di darti la parola, chi sono questi beati che hanno ispirato questi cammini? Sono a Galtellì, chiaramente c'è il Santissimo Crocifisso, il culto mariano, e poi c'è Santo Iacu a Orosei, di cui abbiamo già parlato, c'è Suor Maria Gabriella Sagheddu ad Orgali, Giovanni Antonio Solina a Saoliena e la beata Antonia Mesina a Orgosono. Esatto. Sì, e approfondiremo un po' il discorso su Galtellì, su Dorgali e Orgosolo, perché con Giulia Meta, che è content creator, vorrei chiedere qualcosa di questo luogo, che come hai detto è il Cristo dei Miracoli, il miracolo del 1612, ma è anche un borgo estremamente particolare, pittoresco, fra i più meglio conservati, insomma, del nostro territorio. Un borgo citato da Grazia Deledda, e io volevo chiederti questo della tua esperienza, siccome si dice che nessuno torna da un pellegrinaggio uguale a come era prima. Ecco, per te che cosa è successo e che cosa consiglieresti? Allora, prima di tutto da camminatrice assolutamente vero, nel senso ogni volta che torno da un cammino per me quello che porto a casa è sempre tantissimo, sia a livello mio personale ma proprio a livello di condivisione con gli altri, a livello poi di contatto con la natura, come si diceva anche prima, ma proprio di esperienza di viaggio in sé. Una cosa che porto veramente a casa dopo questa esperienza è che tante volte tendo, e lo so, lo sanno un po' tutti, ad andare molto lontano, ad attraversare oceani per vivere esperienze sempre più forti, sempre più grandi, sempre più challenging, mi viene da dire, che mi mettano proprio alla prova. Da questi 3 giorni io porto a casa che invece si può stare in un posto veramente piccolo, veramente circoscritto, ma portarsi a casa tantissimo, perché ti basta stare a contatto con delle persone innamorate della loro terra, delle loro tradizioni, della loro storia, e solo vederla raccontare con i loro occhi ti arricchisce. E poi vedi come in un territorio così piccolo, io ho fatto una tappa del Cammino dei Beati, è stato meraviglioso vedere come cambia il territorio, conoscere una Sardegna che non è solo mare, che non è solo spiagge e che anche al di fuori del periodo estivo, come dicevi prima, può essere veramente meravigliosa e tutta da scoprire. E poi porto a casa anche il fatto che le persone, la storia, la cultura di un luogo vicino a noi, perché stiamo parlando dell'Italia, che è un posto ricchissimo, fanno la differenza. E parlo da viaggiatrice solitaria che è andata anche dall'altra parte del mondo e che ogni volta cerca di scoprire qualcosa su se stessa senza necessariamente connettersi con gli altri, invece poi ti rendi conto che sono gli altri che tante volte arricchiscono tutto quello che è l'esperienza di viaggio, l'esperienza in cammino in questo caso, e l'esperienza qui in Sardegna. Quindi grazie mille di questa opportunità.
e spero Bene, che è stata la tua venga prima per- occasione di È Noi stata camminiamo la in prima. Sardegna, ti aspettiamo l'anno prossimo. Io lo spero. Adesso andiamo ad Orgali. Orgali, anche qui per le bellezze del luogo non ne parliamo, non soltanto quelle che si vedono immediatamente, ma anche il sottosuolo con le sue grotte. Una grande suggestione. Forse sono queste le cose che ti hanno colpito un po' di più di questo cammino ad Orgali, o la figura della Sagheddu, della Beata? Che cosa ti ha colpito di questa occasione? In realtà, dunque, è molto difficile parlare per penultima, perché hanno già detto, quelli che mi hanno preceduto hanno già detto veramente tutto il succo dell'esperienza, che è un po' l'esperienza diffusa per tutti i cammini e le località che abbiamo esplorato. In realtà, io, se posso dire, è più un concetto, è il concetto della densità della ricchezza del territorio. Io è la terza volta che partecipo a Noi camminiamo in Sardegna e ogni volta penso di avere capito qualcosa, e ogni volta mi accorgo che ho capito molto poco rispetto a quello che offre, perché è un territorio talmente denso che proprio camminando riesci ad avere quel passo sufficiente per comprendere tutte le suggestioni che ti dà. Per cui questa cosa ti permette di andare più a fondo, per cui sì, ci sono le grotte e per definizione vai a fondo, sono dei monumenti naturali assolutamente mozzafiato da molti punti di vista, ma non è solo quello, è l'attenzione delle persone che te le fanno visitare, la competenza, l'amore che hanno, la cura che ne hanno, che dà un passo diverso. La vita della Beata Sagheddu è interessante, è coinvolgente, ma altrettanto coinvolgente è, ora io non mi ricordo come si chiama questa zia, questa signora anziana che ti apre la sua porta, che si fa cura di queste memorie e te le racconta con una passione straordinaria. Per ogni cosa visitata ci sono tanti livelli di lettura e credo che veramente solo un passo lento come il cammino ti permetta di goderli veramente fino in fondo. Bene, bella questa tua riflessione, perché Monica Nanetti è una camminiatrice esperta, quindi insomma devo dire, collabori con Terre di Mezzo, giusto? Hai un'occasione anche di raccontare. Ti chiedo se puoi cedere il microfono per questo nostra Posso dire solo una piccola cosa? Certo. Io non voglio deludere l'assessore Cuccureddo, ma sono io la creatrice della famigerata frase "noi mangiamo in Sardegna". E non vorrei gettare un'altra, ma vengo da Dorgali e un pezzettino di "noi beviamo in Sardegna" quest'anno c'è stato, quindi mi dispiace, Va ma bene. ricominciamo. Assessore, è così. Allora, Giovanna Pittalis scrive per l'Unione Sarda, insomma, quindi conosce bene la nostra isola, ma anche le zone interne. Andiamo a Orgosolo, a proposito di Beate, Antonia Mesina, Beata Martire, che insomma ci riconduce ad una grande tradizione, quella del canto a tenore, che avremo occasione di vedere, del vestiario popolare, insomma, dei murales. Tante arti si intrecciano, e con i cammini che cosa si scopre di più in queste circostanze? Beh, innanzitutto, partendo appunto dalla Beata, si è cominciato a scoprire quel che era il suo paese. È un paese che tiene tantissimo alla propria identità, anche alla cooperazione tra gli altri, ha un senso di comunità fortissimo, e lo hanno dimostrato poi con i murales negli anni 70, intorno agli anni 70, che hanno proprio raccontato questa forte identità indissolubile che vive ancora oggi e che nessun altro può strappare via. E quindi da lì, insomma, in questo percorso, in tutte queste vie colorate, case colorate, si è finiti poi in quel che è poi la storia della Beata, no? Una martire della purezza, che è stata anche un simbolo in realtà sia per le donne di quel paese, e poi a mano col tempo anche con le donne sarde. Si può definire un vero e proprio simbolo di emancipazione al di là della parte religiosa. E questo ritorna tantissimo nel paese, perché alla fine credenti e non, visitatori che appunto credono o meno, sentono tantissimo questo anche dovere nel percorrere i suoi passi,
è nel rivivere un po' quel che era la quotidianità in realtà degli orgolesi, perché alla fine la Beata faceva una vita come tutte le altre ragazze e come tutti gli altri abitanti del paese, e percorrere anche quei sentieri, no? Di montagna, quindi partendo dalla parte alta del paese e poi arrivando su in cima al monte tra i percorsi dei pastori, no? Il Nuraghe, le Domus de Janas, insomma, e poi riscendere e riscoprire di nuovo un'altra realtà. Questo è più o meno anche il percorso che è stato fatto in questi giorni. E si è tornati più volte, ci si è soffermati più volte sulla sua storia, ma anche sul concetto del portare avanti un qualcosa in cui si crede. Ogni volta che si tentava magari all'interno della storia proprio del paese di cancellare un pezzetto di storia, gli orgolesi, ma anche chi capitava per caso in quel paese, ha fatto di tutto pur di riportarla e tenerla viva all'interno. Beh, quella storia è una grande ricchezza del paese al quale tutti sono legati e noi sardi con loro, insomma, devo dire. Grazie, anche perché le immagini hanno, come dire, rafforzato il tuo pensiero, la tua riflessione, perché abbiamo visto molte delle cose che ci hai raccontato. Quindi grazie infinite anche a Giovanna Pittalis. E io chiederei, Ambra, abbiamo parlato di Orgosolo con Giovanna e di questa bella tradizione. Raccontaci tu, seguitemi così noi andiamo, lasciamo tutto il palcoscenico ad Ambra Pintore e ai suoi ospiti. Grazie. Bello ascoltare questo viaggio, ma questo viaggio si è soffermato su Orgosolo e quindi credo che il modo più bello per omaggiare tutti questi cammini sia pensare che il nostro canto, quello che è conosciuto come il canto più antico dell'isola, con il tenore Murales di Orgosolo possa vivere in questo momento. Ma vivere come? Perché il tenore Murales ci ha insegnato nel tempo, così come Orgosolo a sua volta ha insegnato loro, che si può fare arte, si può cantare, ci si può rivolgere al passato in maniera assolutamente rispettosa, ma perché questo canto viva deve vivere nella contemporaneità. Le loro voci sono voci di oggi che hanno un udraggio antico, che hanno un udraggio orgoleso, ma che raccontano di temi e contenuti importanti. Da Sant'Efisio a Sant'Antioco alla martire Antonia Mesina hanno scritto per noi Camminiamo in Sardegna, camminando sulla terra dei nuraghi, amandola, ammiratene la bellezza, senza l'affanno quotidiano, liberi dall'inganno della ricchezza. Per cammini di amicizia e di pace troviate la vera felicità. In cammino con santi e con beati, anche in solitudine sarete accompagnati. Camminando in sa terra e su nuraghe, amen della mirada esa bellezza, amen della mirada esa bellezza. Tu de su vaghe, libero da inganno de sa Sant'Antioco e fise Sant'Antioco e bonaria Maria, via d'orde onzi logo, indita e non sabia, indita e non sabia, indita e non sabia. Tu Antonia Mesina, martire de gusta terra, prega prosa Palestina e chi vina a donzi guerra, e chi vina a donzi guerra, chi vina a donzi guerra.
amabile Maria, oh amabile Maria, gioia, allegria e contento, e o che zonzi momento, su un momento, chiamare, su un momento, chiamare, su un momento, chiamare. Su un momento invocare, bramo dolente e afflitto, custo non ben benedetto, che state urbenazzetto, che state urbenazzetto, che state tenzo sempre impremido, non pensante riverido, vida dell'anima mia, vida dell'anima mia, vida dell'anima mia. Appaggiamara Maria, candi spunta s'aurora, l'invoche la chiama ancora, quando su sole tramonta, quando su sole tramonta, quando su sole tramonta. E quando il momento sconta, sanno su mese sadie, sempre a chiamare apatie, con boger duchese clara, con boger duchese clara, boger duchese clara. In su corre in salara, su un momento a patenne, ne mai ma paguntenne, detti chiamare Maria, detti chiamare Maria, detti chiamare Maria. Afflittes anima mia, in affanno se in pena, si de curvas as cadenas, ma stringa entro un po' su coro, ma stringa entro un po' su coro, ma ballate su ballutundu, assumbra e su nuraghe, e pregate chi sa paghe, regne dinto tu su mondo, regne dinto tu su mondo, regne dinto tu su mondo. Grazie. Che bellezza ascoltare il canto a tenore di Orgosolo, che ha scelto un contenuto poetico adatto a questa serata, come fanno i poeti veri che si preoccupano di questa sensibilità. Io ringrazio molto loro, perché anche qui abbiamo parlato molte volte di orgoglio, e il canto a quattro, il canto a tenore per noi è veramente un grande orgoglio, è il nostro patrimonio, ma è anche fortunatamente dal 2005, quindi da 20 anni, patrimonio immateriale dell'umanità grazie all'UNESCO, quindi non solo noi sardi abbiamo questo privilegio, ma adesso tutto il mondo insomma conosce il canto a tenore anche grazie a questa opportunità. E grazie infinite al tenore di Orgosolo, a Franco Corrias, Antonio Musina, Maurizio Bassu e Salvatore Musina. Bene, cominciamo a scendere, Ottavio. Ah sì, Ti certo. va? Centro... Tu pensa che fortuna, in 2 ore fai tutti i cammini della Sardegna. Senza Ma fatica. domani mattina ci sei alle 8 per... ginocchio, capito? Secondo me è una scusa. Comunque non voglio approfondire. Adesso ci dedichiamo all'Oristanese, Sì, per essere sì, un po' in un'altra area bellissima. E abbiamo per il cammino di San Giorgio, vescovo di Suelli, Tommaso Fiori, content creator. Per la destinazione Laconi, Sara Verlicchi, tour operator. E per la destinazione Gesturi, Elisabetta Frega, content creator. Avevamo anche, prego accomodati pure lì, Sara Elisabetta, avevamo anche Susan ospite, ma credo abbia avuto un piccolo contrattempo. Se però arriva, la ospitiamo qui per parlare del cammino francescano da Laconi a Gesturi. Allora Tommaso. Eccola, è arrivata, eccoci. Ah, Vieni, Susan.
No, hai preso un altro Prego. applauso in più. Ecco. Accomodati pure, Susan, tour operator dell'agenzia Open Ventures. Bene, allora inizio con te. Inizio con te perché eri tu la prima. Allora, tu mi hai... allora, intanto il cammino francescano è un cammino bellissimo, unisce 17 centri da sud a nord della nostra terra, dove i francescani hanno lasciato la loro impronta da tutti i punti di vista, non solo religiosa ma poi anche di costruzione della comunità. Però tu mi hai fatto riflettere su un aspetto importante. Come si può comunicare bene un cammino perché la gente poi sia davvero invogliata a farlo? E quindi anche dal punto di vista turistico, cosa dobbiamo fare per comunicare bene? Beh, devo dire, io avevo la fortuna di ricevere un invito a Bergamo e pioveva a Dublino, era grigio così e mi ero andare a Bergamo, un po' di calore, un po' di caldo. E questo, noi camminiamo in Sardegna. Beh, forse mi interessa tantissimo sull'overturismo e sul wellness e tutto quello. Ho detto, me ne vado. E ho incontrato una cosa splendida, una cosa che non ho incontrato prima. E c'era una signora che ha detto, se qualcuno si interessa a fare una camminata. E io ho detto, mi interessa. E sono arrivata, in realtà non so cosa aspettavo e cosa mi aspettava. E allora sono entrata in questo cammino con un gruppo fantastico, il nostro gruppo veramente forte. E cosa che vorrei comunicare, che era sì un po' spirituale, sì quello sì, ma veramente ho imparato, sono entrata, non imparato, sì ho imparato la cultura, le tradizioni e abbiamo avuto delle guide, ma di un livello veramente alto, a livello europeo. Cioè abbiamo Federico, Oscar e Michele e anche Anna Maria che era con noi nel cammino. Erano veramente ottime, che ci hanno spiegato, ci hanno veramente storie e veramente ho capito il territorio. E al fine vorrei un po' comunicare. Susanne, però il microfono devi tenerlo vicino perché sennò ti sento solo io, che sono contenta anche, però... Scusi. E al fine, vorrei dire, quando ritorno adesso a Dublino, e vorrei, comunicare, è il cosa che penso la Sardegna, noi camminiamo in Sardegna, dovrebbe comunicare, è che quando si entra in questi cammini si esce un'altra persona. Bellissimo. Io sono veramente, c'è relazione con altra gente, con la natura e con tutte le persone dei paesi. È stato veramente un'esperienza molto bella e adesso ci sono tantissimi che vogliono fare turismo esperienziale. Questo è esattamente turismo esperienziale. Grazie Susanne. Essere una persona nuova dopo aver fatto il cammino è una bellissima immagine che ci auguriamo possano vivere in tante e tanti. Invece con Tommaso, che è un content creator di Grosseto, viene spesso a fare cammini, quindi conosci la nostra terra, volevo portarti subito al fulcro di una delle riflessioni che mi piace molto, e cioè qual è il valore aggiunto che un cammino può portare allo spopolamento? Assolutamente sì, è un tema al quale io tengo moltissimo perché vengo appunto da un piccolo borgo in Maremma, dove tra l'altro sono presenti tantissimi sardi e è veramente importante quanto un cammino possa andare a portare innanzitutto turismo e soprattutto possa dare anche un'opportunità ai locali nel creare nuove attività,
nel portare appunto una nuova fonte di guadagno. Questo però deve essere fatto nel modo giusto. Voglio dire una cosa che mi ha impressionato tanto per quanto riguarda il cammino che ho percorso io di San Giorgio Vescovo. C'è un'attività, il rifugio Gennedda, che dà su il lago Mulargia, bellissimo, e quel rifugio è stato per tanti anni vittima di un po' di abbandono. È stato un luogo che era un po' perso, e vedere lì persone che avevano voglia di mettersi in gioco, di provare a portare un nuovo tipo di turismo anche a passo lento, è stato incredibile, soprattutto vedendo il panorama stupendo che c'è di fronte a questo rifugio, che vi invito a visitare. Allora, in 10 secondi, siccome tu ti occupi anche di un aspetto che non abbiamo trattato, cioè come ci si veste, come ci si prepara, Sì. puoi dare dei consigli a Ottavio su come prepararsi per i prossimi viaggi? Assolutamente, nella Tu speranza... guardandolo cosa gli consiglieresti? Di non viaggiare. Innanzitutto nella speranza che tutto questo poi si traduca realmente in nuovi camminatori, è importantissimo da parte delle associazioni, dei comuni, dare l'importanza all'attrezzatura sui sentieri sardi che presentano delle difficoltà oggettive. Servono scarpe d'escursionismo, si deve combattere un sole cocente, un vento fortissimo e purtroppo agenti atmosferici sempre più violenti, che rendono in un cammino lungo come quelli che ci sono in Sardegna, 20 giorni, un mese, una variabile che deve essere tenuta in considerazione. Quindi mi raccomando di fare questa comunicazione. Dico una cosa velocissimissima: è stato bellissimo nel cammino di San Giorgio vedere gli abitanti del luogo camminare insieme a noi, è stato un valore aggiunto gigantesco, quindi grazie. tenevo a dirlo. Beh, a proposito di luoghi, insomma, c'è un'altra destinazione che è Laconi, il paese che ha dato i natali al nostro santo sardo, dove c'è un museo che racconta, insomma, testimonia il percorso di santità, ma anche altri luoghi di interesse, il parco Aimeric, il resto del castello medievale, il museo del menire, insomma, tante testimonianze. Volevo chiederti, Sara Verlicchi, tu che sei esperta tour operator, qual è, visto, mi rifaccio anche un po' alla domanda che ha fatto Ambra a Susanna, come dire, una parola chiave per raccontare questa destinazione? Allora, in realtà una l'ho cercata, ma è molto difficile. Sicuramente la sorpresa. Come Susan ho girato abbastanza, o comunque ho portato tanti gruppi quando facevo la guida, e come tour operator appunto mi occupo di portare persone fondamentalmente in bicicletta, per cui è un movimento un po' più veloce ma comunque lento. E Laconi è stata una sorpresa da tutti i punti di vista. C'è tutto, c'è appunto il museo in quello che fu il palazzo della famiglia Aimeric, importantissima per la città. Ci sono delle guide, e mi rifaccio, cioè Oscar e Michele straordinari, e ne ho conosciute tante di guide, ma tante. E è stato, come diceva Chiara, 2 giorni e mezzo dentro a Super Quark, per chi se lo ricorda, perché Oscar sa tutto, e soprattutto perché ci sono tante guide che sanno tante cose, ma te le sa trasmettere, e te le sa trasmettere con un amore, una passione, una voglia. Ieri abbiamo camminato per 11 ore, siamo stati insieme dalle 8:30, 9 della mattina alle ore 20 e 15. Non ha mai smesso di parlare e noi eravamo tutti sempre a bocca aperta ad ascoltarlo. E detto questo, appunto, gli Aimeric, la famiglia ha lasciato un parco cittadino meraviglioso che è il più grande della Sardegna, mi hanno detto, e ci credo, perché ci abbiamo passato svariate ore, e lì dentro c'è di tutto, appunto c'è la natura, c'è per fare delle passeggiate in famiglia, ma in realtà ho scoperto che ci potrebbero essere anche dei sentieri da fare in bicicletta, niente male. Ci sono delle grotte del Neolitico, ci sono delle cascate, è veramente un luogo magico, ed è
nel borgo, fa parte del borgo. E anche solo una chicca, se non avete voglia di andare o non avete tempo di andare a Parigi, nel Palazzo degli Aymeric ci sono delle carte da parati che vengono direttamente dalla manifattura Dufour di Parigi. È proprio un luogo sorprendente. Ed è sorprendente, e magari chiudo, sarà la 7ª, 8ª volta che vengo in Sardegna e mi sorprende sempre l'amore di questa terra, delle persone che la abitano e che te la vogliono trasmettere. Ed è quello che come tour operator noi cerchiamo. Cerchiamo proprio l'esperienza e il contatto con le persone che ci possono raccontare tanto. Ed è bello come lo racconti, anche questa tua passione, questo modo appassionato ci piace molto. Grazie, perché insomma, visto che parlerai così bene di questa destinazione, sarà un luogo ancora più frequentato. C'è un'altra destinazione, Gesturi, un altro luogo che ha dato i natali al frate Fra Nicola, un luogo straordinario anche dal punto di vista proprio ambientalistico, la Giara di Gesturi, un altro luogo di incanto, i suoi cavallini, anche lì musei, luogo di incontro. Elisabetta Frega è content creator ma anche guida ambientale, escursionistica, quindi conosci molti meandri, molti luoghi. Io ti chiedo, insomma, dopo questa esperienza, visto che ne hai fatto tante, di questa destinazione, che cosa ti porterai con te e che cosa racconterai agli altri di Gesturi? Allora, la prima cosa che mi ha colpito e alla quale se penso mi trema la voce e mi vengono le lacrime agli occhi è l'ospitalità delle persone. Sapevo che era potente, ma non pensavo che lo fosse così tanto. Tant'è vero che anche oggi con le mie colleghe, compagne di viaggio, ci siamo tutte commosse quando ci siamo trovate a dover salutare alcune delle persone che hanno reso unica l'esperienza in questi giorni. Quindi l'accoglienza da parte delle persone del posto è stata qualcosa di davvero unico e che sicuramente mi porterò a casa e che ricorderò sempre. E poi la bellezza dei paesaggi. Io un po' perché per deformazione professionale amo la natura, mi piace comunque andare a cercare la bellezza nelle piccole cose, nelle piante, nei dettagli, e la bellezza della Giara è qualcosa che ti lascia davvero senza parole. Quindi sicuramente mi porterò a casa tutta questa bellezza. E una cosa che mi è piaciuta molto di questa esperienza è stato il fatto che rallentando e camminando, che è una cosa che è bello riuscire a trasmettere, che nel senso anche le guide siano riuscite a trasmetterci questo, rallentando e camminando ci si dimentica un attimo del contorno spesso negativo che avvolge le nostre vite e si ritorna a guardare il mondo con meraviglia e quindi ci si riconcentra sulla bellezza, che poi anche quello che dal mio punto di vista rende bella e interessante la nostra vita. Un vero valore del tempo, ma anche in quei luoghi bei profumi della macchia mediterranea, mi pare che ce ne siano tanti da sentire. Beh, grazie Elisabetta Frega. Io vi invito, facciamo come, visto che abbiamo chiuso questo giro, scusate sarò un po' scortese, però vi chiedo insomma di tornare al vostro posto perché così noi prepariamo altre situazioni. Grazie infinite davvero, che bello ascoltare le vostre testimonianze, grazie ancora. Carambra, allora io ti avevo chiesto in realtà che ci sarebbe piaciuto, Ambra Pintore è giornalista, studiosa di tradizioni popolari, ma è un artista che ha anche dei progetti musicali molto importanti. Allora noi siamo molto felici che in questa occasione che ci siamo incontrati per raccontare dei cammini, di questo evento, di questa 4ª edizione, di questa chiusura, nelle nostre riflessioni abbiamo detto ma perché, visto che insomma in tante attenzioni sul tuo percorso artistico che, come dire, ha diverse produzioni discografiche, diverse, come dire, collaborazioni anche con poeti di grande profondità, penso alla poetessa Anna Cristina Serra, che proprio in uno dei tuoi canti scritti da lei, come dire, possiamo ricongiungerlo al discorso in qualche modo
dell'andare, dell'incedere, del camminare. Andas iolis andai, questo in italiano sarebbe vai se vuoi andare, non lasciarti trattenere da pregiudizi, da situazioni, ma respira insomma in qualche modo la tua libertà, vivi il tuo tempo, vivi i tuoi luoghi, non perdere questa opportunità. E sono tutte racconti e racchiusi in questo canto che con solo alcuni della formazione musicale che sostengono Ambra Pintore nella proposta dei suoi concerti, quindi in questa circostanza con Federico Valenti alla chitarra e Roberto Scala alla fisarmonica entreremo per un attimo in quel bel repertorio e nella voce e nella musica di Ambra Pintore in Anda iolis andai. A due pesi si incrara da insenna, arriva si erru, insino floris denni, in coro un pensamento che fa qui stati, e noi sesi, e noi offrati, andasi ois andai, andasi ois un piso de perano, ternura e attovius, coloris de speram pinta una bandera, adobiendo suentu, circendo pani e fuoco, e noccianneci in su strumento, de uno iso incottato. Andasi ois andai, andasi ois andai, andasi ois andai. E cudo bisu e perano, e lanti a lutta, in ogni terra e in ogni allora, vivo della memoria, andasi ois andai. Andasi ois andai. A tutti i nostri uomini, giovani e vecchi, che lascino le donne andare, e a tutti coloro che ci comandano, ci governano, che ci lascino libere e liberi, perché la terra è di tutte e di tutti. Federico Valenti, Roberto Scala. E Ambra Pintore in una delle sue belle versioni, quella Grazie. dell'artista. Grazie davvero Ambra, grazie anche per questa tua bella sensibilità nell'arte e nella musica.
chiedo a Daniele, che stanno in regia, se fosse possibile mandare qualche bella foto dei ragazzi dell'istituto, ragazzi e le ragazze dell'istituto Alberchiero Azzuni di Pula, perché hanno collaborato tanto con l'organizzazione. Mi fa piacere, insomma, mandare qualche loro foto, ringraziarli tutti, che sono ragazzi giovani che hanno tanto entusiasmo e hanno partecipato a questa esperienza con grande piacere. Grazie anche alla preside Jessica Cappà, insomma grazie infinite a voi e buon lavoro, perché so che insomma saranno molto impegnati anche quando noi termineremo questo incontro sul palcoscenico, che adesso prosegue con il cammino di Sant'Efisio, quindi Riccardo Carnovalini, camminatore esperto, quindi vorrei averlo qui vicino a me. Poi il cammino di Santa Barbara lo commenteremo con Francesco Boggi, che è un content creator, la destinazione di Sant'Antioco con Lorenza Cerbini, è giusto l'accento? Perfetto. Ero un po' preoccupato, lei è giornalista, Lorenza si accomodi pure. E poi abbiamo in realtà, l'assessore ha parlato a lungo, ma siamo anche noi molto grati al dottor Tomasi, Renato Tomasi, che è responsabile del settore valorizzazione territoriale, servizio marketing della regione, marketing e comunicazione della regione autonoma della Sardegna. Grazie infinite, anche grazie per tutto l'impegno, non solo per i cammini, ma anche per questa serata. E quindi cominciamo insomma a raccontare alcune cose. Intanto partiamo da Sant'Efisio, visto che siamo qui a Pula ed è un luogo dove si vive una grande passione al termine di questo cammino, che poi insomma con dottor Tomasi vedremo di approfondire anche queste ulteriori tappe che stanno sviluppando il cammino di Sant'Efisio qui a Pula. E volevo chiedere proprio a Riccardo Carnovalini, che è camminatore molto esperto, quindi conosce molti territori, insomma in Sardegna la frequenta abbastanza, dal 1980 mi pare, quindi insomma c'è un lungo rapporto con la nostra isola. Questo di Sant'Efisio mi sembra un cammino molto interessante, parte dall'area urbana più importante della nostra isola, dal capoluogo, attraversa tutta una serie di sentieri, ma poi insomma nella sua destinazione ci offre delle paesaggi straordinari, testimonianze archeologiche, l'antica città di Nora, la chiesetta del Santo, il luogo del martirio. Insomma, mi pare che sia anche questa una grande occasione per vivere il cammino di Sant'Efisio. Buonasera, in 80 chilometri c'è tutto. Sì. Intanto va sulle tracce di un pellegrinaggio straordinario che ha una storia lunghissima, che inizia nel 1657 ininterrottamente dura fino ad oggi, con un coinvolgimento delle comunità unico, che esso stesso è un grande viaggio. Certo, il cammino va sulle tracce, ma deve essere diverso, perché deve lasciare il più possibile le strade asfaltate, andare dove si cammina meglio. L'asfalto è fatto più per le ruote che per i piedi. E a me ha colpito soprattutto, oltre alla diversità che tu menzionavi, perché ci sono colpi di scena continui, sì. E quindi la lentezza è fondamentale per provare a capirli, la velocità annulla completamente l'esperienza. Da un campanile ne vedi un altro, questa è la magia del camminare nel nostro paese. Mi ha colpito, dicevo, la capacità che ho riscontrato delle amministrazioni coinvolte nel percorso di lavorare insieme. Questo fa sperare che questo progetto possa veramente crescere e diventare qualcosa di importante. Sì, è sicuramente è vero, perché si sta investendo molto su tutti i cammini. Su Sant'Efisio c'è questo grande legame col santo di cui tu hai parlato, che coinvolge le popolazioni dei 5 comuni, ma tutta l'intera isola, per cui è una destinazione che
sarà sempre più frequentata anche per questo legame profondo che porta poi in questo luogo meraviglioso, che è un'occasione per visitare insomma un po' la nostra storia, ma anche per rivivere l'esperienza del santo che ha fatto molto per la nostra isola. Grazie infinite Riccardo, grazie davvero per la tua testimonianza. E c'è un altro cammino che è profondamente strutturato, 500 chilometri, 30 tappe, tra l'altro ad anello, quindi insomma una sua struttura estremamente interessante, quello di Santa Barbara, e anche qui paesaggi mozzafiato, ma l'idea di recuperare quei luoghi di sofferenza, di lavoro, che oggi diventano tutt'altro e anche molto molto interessanti. Quindi chiedo a Francesco Boggi, come detto, content creator, anche lui, di questa occasione, insomma, che ci restituisce un luogo in un modo totalmente diverso, quello delle miniere. Assolutamente, buonasera a tutti intanto. Noi abbiamo avuto la fortuna come gruppo di percorrere la tappa 26, la numero 29 e la numero 30 del cammino minerario di Santa Barbara, e diciamo che mi ha veramente colpito anche la varietà di situazioni e anche di peculiarità che riguardano anche quest'area della Sardegna. Io diciamo che non la conoscevo e quando l'ho scoperta 3 anni fa, poi ho avuto la fortuna di arrivare qua per la terza volta e di apprezzare tante piccole sfaccettature di questa zona che è super interessante. Per esempio dal punto di vista naturalistico abbiamo potuto apprezzare tutto quello che riguarda un po' la macchia mediterranea, quindi tutti i profumi, gli odori dell'elicriso, del ginepro, del mirto, quindi ecco, sotto tanti aspetti è stato veramente interessante, ma appunto anche dal punto di vista storico c'è tutto il patrimonio minerario che racconta una storia incredibile, e per poi anche parlare di tutta la parte anche geologica, e oggi con Ponziana, una delle guide ambientali che ci ha accompagnato, abbiamo fatto proprio un focus molto molto interessante sulla geologia del posto, tant'è che abbiamo scoperto di camminare in quella che è la terra più antica d'Italia, quindi è stato veramente emozionante per tanti aspetti. Per non parlare poi della parte enogastronomica, che c'è poco da dire, siamo stati veramente accolti a braccia aperte, è stato tutto veramente incredibile. Bene, quindi belle esperienze anche queste da queste parti, cara Ambra. Sì, invece con Lorenza, giornalista del Corriere della Sera, con la destinazione Sant'Antioco, che mi hai detto, intanto ti ha colpito favorevolmente il fatto che non c'è edificazione di massa intanto del percorso che tu hai vissuto. Queste spiagge in questo periodo ti fanno apprezzare una Sardegna che non è la Sardegna dell'alta stagione, ma della bassa stagione, che forse vale più dell'alta stagione, per chi ama il passo lento, e quindi si può sviluppare una forma diversa di cittadinanza, mi hai detto. In che senso? Nel senso che sono rimasta abbastanza colpita dal fatto di aver incontrato 2 donne di età e con esperienze completamente diverse, provenienti dalla Lombardia, che hanno lasciato una la Val Camonica e l'altra la Brianza per trasferirsi in pianta stabile a Sant'Antioco. A Sant'Antioco, sì. Quindi questo mi ha fatto anche riflettere, perché noi abbiamo comunque una popolazione sempre più vecchia che a volte cerca anche destinazioni completamente diverse dall'Italia, ad esempio il Portogallo o comunque altre destinazioni della Spagna, dove c'è una forte detassazione sulle pensioni, per passare gli ultimi anni, gli ultimi decenni della loro vita, quindi fuori dall'Italia. Quando noi abbiamo delle regioni come possono essere la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, con inverni piuttosto miti, tant'è che le persone di Sant'Antioco mi hanno detto che loro fino a dicembre portano il 100 grammi, hanno sì e no un paio di giorni, una settimana di freddo intenso, che per loro il freddo intenso sono 15 gradi, questa è una roba molto personale, e che quindi potrebbero essere delle nuove situazioni, dei nuovi posti dove trascorrere la pensione per una buona fetta di persone. Inoltre, anche visto che una di queste signore è stata molto attiva perché sta costruendo insieme ad un ragazzo del luogo, quindi anche intergenerazionale, sta portando delle piste ciclabili, una esperienza si chiama Bike Island,
e al termine, quando i sentieri saranno già molti percorsi comunque completati, si tratta di la bellezza di 180 km. Quindi questo qui può dare anche impulso. Cosa significa? Che ci sono i pensionati, non sono comunque dei vecchi decrepiti, ma sono delle persone che mettono a disposizione anche di altre comunità le loro esperienze, che possono essere anche delle esperienze di management oltre che di volontariato. Certo. E quindi dare anche a queste persone un'ulteriore vita, di vivere bene l'ultima parte della loro vita e di essere inseriti in un contesto sociale. E questo è anche quello che ho trovato particolarmente interessante a Sant'Antioco, perché non è comunque, non l'ho trovato come un paese di turismo come può essere in Liguria le Cinque Terre, Portofino, come può essere in Sicilia ad esempio Marettimo. C'è una dimensione di paese importante, quindi il paese che vive per il paese e non soltanto per il turismo, quindi ancora con attività artigianali, ancora con di oreficeria ad esempio, con pescherie, macellerie, quindi in una dimensione che non è più di paese ma anche più viva, con una possibilità anche di integrazione e di inclusione, come è successo sia per la pensionata che per questa ragazza di Brescia, e questo l'ho trovato particolarmente interessante, quindi una Sardegna che accoglie. Che accoglie. Grazie Lorenza. Magari il prossimo anno pensi di tornare? Se sono No, perché invitata... visto che tu sei una sommelier, noi ci vorremmo dedicare ai vini, perché secondo me tu potresti darci anche un percorso e dei consigli, perché a me al telefono li hai raccontati. Allora, sì. Renato, sei d'accordo? Ce lo lasciamo per l'anno prossimo? Sì, prenotiamo subito. Sì, qui hanno dei vini particolarmente interessanti perché rispetto al resto della penisola ci sono dei vigneti a piede franco. Significa che non viene usato il portinnesto americano, ma praticamente sono vitigni, uvaggi autoctoni e quindi a piede franco significa che praticamente pre-fillossera. Il fillossera che a partire dalla metà dell'Ottocento aveva distrutto la grande maggioranza del vitigno europeo. Però lo facciamo l'anno prossimo, perché facciamo altrimenti l'anno Ottavio non mi vuole più, perché, Va bene. Perché io lo vedo che Sì, lui sì. ha i tempi... Sei così? È sempre colpa Però magari mia, mi è vuole così. Renato, quindi adesso io parlo bene con Renato. Sì, ma Renato chiedi anche, mi interessa molto, questa ne abbiamo parlato, della differenza anche tra cammini e destinazioni, che c'è insomma il caso di raccontare quali sono le differenze, ma ovviamente ci racconterai ben altro, insomma, di questo grande progetto che da diversi anni insomma è una delle iniziative della Regione Autonoma della Sardegna, con il coinvolgimento delle comunità locali e degli enti locali, insomma, che collaborano con la Regione per rendere così bello e fluido questo Noi Camminiamo in Sardegna. Sì, intanto grazie Ambra, grazie Ottavio, perché in queste 2 ore stiamo rifacendo un po', no? Un viaggio lungo i cammini e lungo le destinazioni in Sardegna, un concentrato straordinario dove sono presenti gli attori che in questa settimana hanno vissuto queste esperienze. E qui voglio cogliere l'occasione per salutare tutti quelli che praticamente un anno con l'assessorato del turismo lavorano con noi. Voglio salutare gli amici di Terre di Mezzo con Miriam, che è un anno che lavoriamo con tutti voi, grazie davvero. Tutti i suoi ospiti, giornalisti, content, tour operator, autori di cammini, e voglio salutare con loro anche i sindaci, le amministrazioni comunali che in questi giorni hanno camminato con noi. Abbiamo camminato su 53 comuni della Sardegna. Abbiamo fatto con loro in questi 5 giorni ben 700 chilometri. E sono tanti, e fatti con loro giorno per giorno hanno regalato a tutti noi una grande esperienza. È stato detto prima dalla tour operator, io direi di fare proprio un grosso applauso alle guide turistiche, ambientali ed escursionistiche che hanno dimostrato di conoscere e di saper davvero promuovere e narrare la Sardegna con quella autenticità che va comunicata, quindi un grande valore aggiunto.
E poi tutti quelli che hanno camminato con noi, che sono le associazioni dei cammini. Allora, siamo alla 4ª edizione, un'edizione importante, la stiamo vivendo con grande responsabilità, perché comunque dobbiamo portare a casa degli obiettivi, che è quella di consolidare questo turismo lento, cammini e destinazioni, diceva Ottavio. Ogni anno noi portiamo delle novità in questo format. Magari non se ne è parlato stasera, ma dietro lavoro dietro questo modello di sviluppo ci sono temi importanti sui quali noi lavoriamo molto. Sono quelli dell'accessibilità e sono temi importanti perché i cammini sono per tutti e di tutti, e questo è un tema su cui lavoriamo, i temi della sostenibilità ambientale, i temi anche di far conoscere i cammini ai giovani, e questo vuol dire aprirsi per esempio con le scuole. Oggi l'alberghiero è un testimone di questa grande esperienza. E quest'anno in particolare la novità più che un po' ci mette di fronte a questa sfida è che l'ultimo giorno, anziché chiuderci in una sala per narrare un po' le esperienze che abbiamo vissuto, la vivremo domani tutti assieme camminando. E questa è una novità importante, perché qui torniamo al cammino di Sant'Efisio. Domani tutti assieme saremo, credo, circa 250-300 camminantes, sperimenteremo, inaugureremo la 5ª tappa del cammino di Sant'Efisio. Saranno circa 10 chilometri di bellezza. Abbiamo scoperto una Pula ancora diversa e domani assieme lo vedremo. Ci accompagneranno circa 15 guide turistiche ambientali e alle 8 vi aspettiamo qua al centro di Pula con scarpe adatte, come diceva qualcuno prima, zainetto, e faremo questi 10 chilometri per scoprire un po' come andrà a chiudersi il cammino di Sant'Efisio. Verso l'una ci troveremo tutti assieme a scoprire di essere una spiaggia bellissima, che è la spiaggia di Nora, dove ci aspetta Don Marcello per chiudere un po' il cammino. Quindi un grande momento, grande emozione, e questo è quanto noi abbiamo prodotto. Renato, vai. Chiedo per un'amica, ma se è solo per esperte o se una si sente male durante? No, siamo attrezzati, quindi potete partecipare tutti. No, è una... allora glielo dico che può assolutamente venire. Assolutamente. Quell'amica ho capito chi è. No, perché sai, non si può essere esperte di tutto, quindi magari una rischia e poi... È un cammino per tutti e sarà bellissimo farlo assieme. Ci saranno anche lì delle belle sorprese. Bene, a questo punto io direi che ci salutiamo ancora in musica, Ottavio, perché assolutamente d'altronde l'idea è una delle grandi novità di questa giornata quasi finale, è che ci accompagnano anche davvero i suoni, i balli che raccontano questa terra. Sì, abbiamo voluto, fare questo piacevole gioco di rimandi, no? Dalle narrazioni, al racconto delle esperienze al racconto delle esperienze della tradizione, di questi grandi patrimoni musicali. E tra l'altro quello che ascolteremo adesso, poi sarai tu a presentarlo, ma mi piace dire una cosa, Ambra, sul canto dei Goccius. Però Ottavio, nel frattempo, visto che ci tieni, mi stai rubando questo momento, io porto via gli ospiti. Sì, allora facciamo portare via gli ospiti, ma anche le poltroncine, tutto, liberiamo tutto il palcoscenico. Tanto sono più simpatici di te. Ah, sicuro, questo non ci vuole molto, devo dire, ma insomma, allora sì, tanto liberiamo tutto il palco e prepariamo anche alcuni microfoni, perché ci tenevamo molto a proporre i Goccius o Coggius, in alcuni luoghi del Sulcis li chiamano così, ma in realtà è un canto che ha origini, arriva dalla penisola iberica, ci sono alcune parti in castigliano, altre tradizioni catalane che sono arrivate qui in Sardegna e che hanno, portato questa pratica di onorare i santi, di raccontare la loro storia, le vicende agiografiche, ciò che è stato, il percorso di santità. E allora questi Goccius o Coggius sono in realtà uno dei pochissimi
tantissimi canti che possiamo definire pansardi, nel senso che sono diffusi a seconda della metrica musicale, ma con gli stessi contenuti e le stesse, come dire, ispirazioni in tutto il territorio regionale. Cambia solo un po' la denominazione, da Goccius a Gozzos, a Gosos, a Crobbes. In tutta l'isola si canta in questo modo e si canta spontaneamente, in modo polivocale. Noi però vi abbiamo voluto preparare stasera una versione un po' più raffinata, nel senso che abbiamo invitato un coro polifonico particolarmente capace di rielaborare tanti canti con la direzione musicale del maestro Giuseppe Altea, e hanno rielaborato anche il canto dei Goccius di Sant'Efisio, visto che questo di oggi, cioè come dire, in questo luogo racconta del cammino di Sant'Efisio, e quindi noi sentiremo solo alcuni passaggi, alcuni versi, ma per farci entrare proprio in questo tipo di spiritualità, in una versione però estremamente raffinata per 4 voci, tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi. Il coro è quello del Carrales, eccoli qua, e li vorrei applaudire, li vorrei salutare, e il suo direttore Giuseppe Altea. Prego, quindi possiamo fare anche qualche passo avanti, così insomma vi ascolteremo con grande piacere. Soltanto una sintesi dei Goccius in onore di Sant'Efisio. Protettori poderosi ne Sardigna speziali, liberano i de mali e fis martiri glorioso. In Elia nascistis a cantare Antiochia e donau a idolatria finzas a 30 annurbi vistis a su tempu chi movistis contra Sardigna orgoglioso. Liberano i de mali e fis martiri glorioso. In gaietto differenti tutto già i desughi fustis, così vesi un vago appustis Christianus egrettamenti, punto bus armada genti, sigue isalirque gustoso. Liberano i de mali e fis martiri glorioso. Assentrati in arborea, incontrasti di resistenzia, e vos con paciencia luego mudastir de idea, ascendi a fai velea, a sogliastra cariñoso. Liberarlo i de mali e fis martiri glorioso. Isciendis imperadori, custa santa mudazioni, iscritta osponni impressioni, unirà rabbia e furori, ma Sangelo de su Signori nos visita cuidadoso. Protettori poderoso de Sardigna speziali, liberano i de mali e fis martiri glorioso.
Coro polifonico Carrales, grazie al maestro Altea, grazie a queste splendide voci che ci riportano al senso della preghiera cantata. Grazie. Però al senso di questo cammino ci riportano anche i prossimi ospiti, Ottavio. Assolutamente sì, infatti Marco sta per preparare il palcoscenico perché abbiamo voluto ancora una volta rimarcare il discorso del cammino di Sant'Efisio attraversando tutti quei comuni, no, che come dire, sono coinvolti direttamente. Allora partendo dalla città di Cagliari, poi il borgo di Giorgino, il comune di Capoterra, di San Roch, di Villa San Pietro e poi Pula con le due associazioni culturali e folcloriche. E allora come potevamo insomma raccontarvi di questi 5 comuni se non con una cosa che accomuna veramente non solo questi 5 comuni ma tutto il territorio meridionale della nostra isola, ed è il ballo popolare, che in Sardegna insomma ha un valore importante non soltanto come momento ludico di intrattenimento, ma è un'occasione che ha un rituale, cioè un valore rituale importante per le comunità. E allora noi col ballo di questi luoghi vogliamo proprio esprimere, cioè il piacere della partecipazione e della presenza delle comunità, con gli abiti delle comunità. E allora ecco che Cagliari con Villanova, li vedrete fra qualche istante salire, e ancora la borgata di Giorgino, il villaggio dei pescatori. Facciamoli accomodare, prego. E poi Capoterra con l'associazione Sascavizzada, Santa Vittoria di San Roch, Santu Perdu di Villa San Pietro, e le associazioni San Giovanni Battista e Nora di Pula, con i loro abiti, che sono gli abiti della festa, sono gli abiti di massima gala, sono gli abiti che si usano nelle occasioni importanti per onorare i santi in processione, ma anche per la festa. E allora, come succedeva un tempo, i suonatori al centro esattamente, sono l'anima del ballo. Intanto permetteteci per Matteo Muscas, che chiaramente è un vostro concittadino, quindi il primo applauso. E poi un bel applauso per Orlando Magia ed Eliseo Magia, che invece hanno... Maestro Orlando. Davvero il maestro è riuscito a portare un grande valore aggiunto nella sua famiglia, perché è riuscito a trasmettere a suo figlio la passione per la nostra musica, e secondo me il loro esempio è un esempio importante, perché se noi genitori riuscissimo sempre a trasmettere i nostri valori come ha fatto Orlando, avremmo una società migliore. Quindi grazie anche per questo lavoro. Posso raccontare delle launedda? No, Ottavio, non puoi raccontare allora... niente, lo porto via.
Grazie. Matteo Muscas che ha suonato una viuda, Orlando Magia una mediana pipia, Eliseo Magia un ubuntu organo, sono le 3 tipologie delle Launedda. Se voglio ringraziare infinitamente per l'associazione Villanova di Cagliari, Antonello e Monica, ma anche Alessandro e Greta che in questo caso rappresentano la borgata di Giorgino, per Capoterra Giorgio e Natascia, grazie, per Villa San Pietro abbiamo Barbara e Salvatore, per San Roch Gilian e Matteo, e per le coppie di Pula dell'associazione San Giovanni Battista Giovanni e Vincenza, per l'associazione Nora Daniele e Martina. Grazie, 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 grazie. Accomodatevi pure, così state vicini al pubblico che può ammirare anche i vostri abiti, e noi approfittiamo perché intanto, prima di salutare Marco, uno dei tecnici dovrà preparare il microfono qui in piazza, perché davanti a voi, per chiudere questo appuntamento, c'è una bella occasione, perché come tu hai detto, Orlando Magia, che è un maestro generoso, che ha tanti allievi, ma anche Matteo Muscas ha preparato questo progetto con i ragazzi e le ragazze delle scuole elementari. È un progetto di preservazione della cultura musicale locale, quindi eseguiranno dei brani processionali, e la cosa bella è che accompagneranno i nostri ospiti verso la casa dove li attende, proprio qui di fronte, dove li attendono per stare insieme in convivialità. Saranno... Permettimi di dire, Ottavio, che ci stavo pensavo a questa immagine finale che è una ricchezza, perché se stiamo investendo, abbiamo parlato di assessorati, abbiamo parlato di tanti adulti che si impegnano per un turismo che possa crescere, che possa far crescere la nostra isola, ma chi la dovrà far crescere sono loro. Quindi averli qui con noi è un messaggio di speranza. Speriamo di aver trasferito qualcosa che poi faccia crescere la nostra isola. Speriamo che si appassionino alle nostre musiche tradizionali, ai cammini, alla festa di Sant'Efisio, ma io credo di sì, perché sono tutti ragazzi che hanno manifestato molta passione per questo appuntamento. Comunque ci dobbiamo salutare, Ottavio. So che ti dispiace, ma ci dobbiamo hai salutare. ragione, però abbiamo rispettato i tempi, devo dire, questo lo dico al dottor Tomasi, che insomma siamo riusciti a rientrare. Non riesco a far emergere la poesia da questo uomo, ma emerge sempre la tecnica perfetta. Un applauso per Ottavio Nieddu. Per Ambra Pintore. Grazie, ci compensiamo. Grazie. Grazie per questo splendido invito. Speriamo insomma di aver dato un contributo, perché la nostra Sardegna merita di crescere in tutti i suoi aspetti, da quelli economici a quelli culturali, perché sono importanti, perché questa isola possa vivere meglio. I nostri ospiti ci hanno aiutato a capire il valore dei luoghi, ma anche di quei silenzi per ritrovarsi, per come dire, avere la capacità di riflettere, per approfondire una conoscenza di se stessi, ma nello stesso tempo il cammino è anche convivialità, condivisione, stare insieme. Quindi molti elementi sono venuti fuori stasera, e io ringrazio molto tutti i nostri ospiti. Ringrazio molto la Regione Autonoma della Sardegna, l'assessore Cuccureddu, la Presidente della Regione. Voglio ringraziare molto l'amministrazione comunale di Pula, tutta, col sindaco Walter Cavasino, ma tutti gli assessori e le assessore che sono impegnate nella valorizzazione del proprio territorio, quindi grazie infinite, e grazie a tutte le associazioni che hanno collaborato, grazie all'Istituto Alberghiero, ai nostri ospiti, insomma veramente grazie a tutti, perché questa macchina è così complessa. E adesso basta. E ci vediamo domani mattina in cammino alle 8. Alle 8. Ma adesso i più giovani Matteo per Muscas. voi, e poi mi raccomando seguiteli con Matteo Muscas. Grazie ancora. Grazie, buonanotte.